Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo del punto più debole, della punto più forte o il punto più debole di una catena, no? E farò degli esempi, un piccolo esempio che mi è capitato l'altro giorno. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube di Ildegada, al canale del vostro Marietto se è la prima volta che passi qua, e di venirci a trovare nei nostri gruppi social. Ad esempio in Facebook abbiamo due gruppi, uno che si chiama I Casti Sacerdotali e l'altro gruppo che si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Il secondo gruppo che stiamo rilanciando ha più di 1450 amicizie. E se ti iscrivi è gratis, i link sono sotto qui in descrizione. In più abbiamo un sito che ormai sta diventando o è diventato un punto di riferimento a livello nazionale per i ricercatori di radionica e radiostesia, dove ci sono più di 20 ebook fatti da Marietto Veneziano nel 2015 con altre persone, con tanto di circuiti e quadranti radiostesici, con tanto di istruzioni. Eventualmente potete anche guardare nella playlist sul tubo del Marietto Veneziano, ho fatto 60 pillole che spiegano come usare i circuiti radionici, quadranti radiostesici di questi ebook. In più vi ricordo anche, ne hanno scaricati già 150.000, e vi ricordo anche che ormai il Marietto ha regalato all'umanità dal 2015 in avanti 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici con istruzioni perfettamente funzionanti, gratuiti. Vi ricordo che nel sito con il Legarda stiamo promuovendo una sezione shop dove ad esempio questo pendaglio amuleto costa 150 euro più 10 euro di spedizione. Ci sono altri prodotti nello shop. Bene, parliamo un po' di come si misura la forza di una catena, no? E generalmente si misura nell'anello più debole. Ma vi faccio un esempio. L'altro giorno parlavo con una persona che ha avuto un ristorante, un bar, no, in una zona molto frequentata e non ha, cioè, il punto più forte di un bar, secondo la mia esperienza, è il bagno, no? Quando uno entra in un bar, no? Un bar anche bello, e va nel bagno, ma il bagno non corrisponde alla qualità delle persone che c'è dentro, chiaramente il bagno è scadente. A me è capitato spesso di andare in locali frequentatissimi dove il gerente, il gestore, il padrone aveva un bar veramente scadente, di qualità pessima, e già da lì mi facevo l'idea del livello energetico del padrone, cioè grandissimi incassi, ma prendeva tutte le scuse di questo mondo dando le colpe ai clienti, che il bar non doveva offrire un gabinetto di qualità, no? Poi si arrampicava sui muri, diceva questi qui insomma, di tutte quelle cose in più. Però io mi facevo l'idea che quella persona dentro c'era qualcosa a livello energetico che non funzionava. Anche, no, anche perché ho fatto la scuola alberghiera e certe cose le capisco. E questa persona invece continuava a dire che no, sai, in questi posti qua giustificava il fatto che un gerente, un padrone di un locale commerciale che rende molto, non debba investire nel gabinetto. Poi è successo che questa persona è andata in un locale, come dice il Marietto, e ha capito cosa vuol dire avere la catena, l'anello più debole, forte. No? Ha trovato un vero gabinetto, vuol dire che il gerente, il padrone, non solo è investito nella qualità dei prodotti, ma è partito dal punto più debole, la toilette. No? E certo, uno dice, ma non lo vede quasi nessuno, corrono dentro, poi escono. Ma dal punto di vista anche eterico, la cosa più sporca dentro una persona è il corpo eterico che nessuno vede, no? Magari uno è una persona che fuori baci e bracci, ma dentro se non tiene pulito il suo gabinetto, no? Lui sarà sempre debole, anche se poi può arrampicarsi sui muri e dire mille cose teoriche che potrebbero funzionare solo se parla con persone della sua qualità. Perché è chiaro che se parla con una persona che ha una visione più ampia, no, le cose non regolano. Infatti, quella persona, quando è andato in un bar di qualità con un gerente di qualità che pensava anche ai clienti, si è trovato un gabinetto eccezionale. E lì ha incominciato a capire cosa diceva il Marietto. E lo stesso discorso è nelle famiglie. Il punto più debole di una famiglia
teoricamente il bambino, ma nella realtà chi comanda, no? Se voi siete in una famiglia che io dico sempre stalla in modo metaforico per non entrare in certi dettagli, e non la curate, no? E non pulite a livello energetico e non create dei recinti, no? È chiaro che poi tutto cade a catinella. Cioè, se il pesce che dicono che puzza da testa non funziona, tutto il resto poi decade, no? Quindi, cosa vi consiglio, Marietto Veneziano? Marietto Veneziano vi consiglio sempre di fare pulizie come base, 100 euro dal vegano Marietto Veneziano, e poi acquistare negli shop le varie protezioni per incominciare a ristrutturare il gabinetto dentro il vostro bar. È un senso metaforico. Se no, fate come quella persona che guadagnava tanto col suo bar, però prendeva tutte le scuse di questo mondo per avere un gabinetto perché diceva tanto quelli sono zozzoni, assassini. Signori, una catena si misura nell'anello più debole. Se l'anello più debole è debole, no? Tutta la catena poi va a, non facciamolo dire a me. Quindi le persone, il punto più debole è il terico, perché non lo vedono, alcuni non sanno neanche di averlo. E dentro lì c'è tutta la spazzatura di questo mondo. Allora voi lì dentro, in questo coclea di energie nefaste, dovete incominciare a prendere spazio, spazzettone in lavaggio e fare spute spazio e pulire tutto. Ci sono gli avvocati, i dottori, le forze dell'ordine, ci sono gli esoteristi che hanno questo compito, ad esempio, di fare queste pulizie e costano, non sono gratis, perché vi ho già detto tante volte che questi angeli colorati, settima dimensione, salti quantici, lasciano il tempo che si trovano perché sono New Age, no? A ognuno il suo mestiere. Bene, grazie cari amici di avermi ascoltato e andate nei bar che hanno dei gabinetti super. Grazie e alla prossima, ciao.